E allora eccoci ritornati in diretta qua nello studio TV7 Match, lo vedete alle mie spalle, il Polo della Salute di Padova, una nuova visione di medicina, e questo è con la persona al centro. Ecco, questo è, diciamo, il documento, chiamiamolo così, o il progetto, questa visione della medicina che è stata presentata dall'Università di Padova. Allora, professor Cillo, voi vi siete mossi per tempo e anzi siete stati anche tempestivi, stimolando la politica a fare in fretta. Ecco, che cosa c'è all'interno di questo progetto, chiamiamolo così, di questa visione, per dire tutto quello che c'è. Però io una notazione iniziale la voglio fare, credo che anche i colleghi siano d'accordo. È davvero una metodologia molto nuova quella che è stata adottata per la creazione del nuovo Polo della Salute di Padova, cioè quella di mettere i professionisti a pensare prima ancora di fare la progettazione, la realizzazione e l'attribuzione degli appalti ai costruttori. E guardate che è tutt'altro che scontato. In molte delle realtà, per non dire in tutte le realtà nazionali, si è sempre avuto prima il progetto, poi semmai i professionisti sono stati coinvolti. Invece credo che molto brillantemente l'accordo tra il rettore, il presidente della regione Zaia e il comune ha fatto sì che ognuno avesse i propri compiti, chi doveva occuparsi dei terreni, chi ovviamente di pensare ai finanziamenti, alla realizzazione dell'opera, chi invece l'università aveva il compito di creare una vision, cioè di dire quali fossero le caratteristiche fondamentali che il polo dovesse avere. Ed è una metodologia importantissima se si pensa che ad EFT i nuovi programmi di architettura vedono tutte le figure lavorare insieme su un progetto, il progettatore, il costruttore e l'utilizzatore, in questo caso i medici. Quindi abbiamo speso un paio di mesi di lavoro, devo dire, a pancia a terra, perché è stato molto impegnativo, ma giustamente il Rettore ci ha dato questo mandato insieme in maniera molto inclusiva, e questa è stata anche la parte molto bella di questa fase di lavoro, cioè tante parti, tante componenti dell'università. E quindi non solo i clinici, ma gli ingegneri, gli economisti, i professionisti esperti di relazioni funzionali, di trasporti, eccetera. Quindi, come dire, diverse competenze all'interno dell'università si sono potute sedere intorno a un tavolo e vedere, fare proprio uno sforzo di fantasia. Come si può pensare la sanità padovana nei prossimi 20 anni? E qui avete presentato una prima idea, professor Merigliano, migliorabile. Ma nella vita si può migliorare tutto, quindi per definizione si può migliorare tutto. Devo dire che riprendo in parte le parole di Umberto, del professor Cillo. Innanzitutto il fatto che già nell'accordo quadro regione, università eccetera fosse stato riconosciuto all'università il compito entro il 30 di ottobre, anzi in realtà entro il 30 novembre, quindi l'università ha avuto un po' così, diciamo, la voglia di farsi vedere più bravetta del normale, per cui arrivare al 30 ottobre, ma era estremamente importante dare una visione strategica, visione eccetera. E se vi ricordate nella trasmissione che avevamo fatto qui qualche mese fa, già allora l'università, io avevo detto, portando quello che diceva l'università, che Padova ha senso che non aveva senso il vecchio sul nuovo, non aveva senso tutto il nuovo, cioè ci stanno benissimo due poli purché siano un'unica visione logica, funzionale, strutturale, perché questo permette tantissime cose. L'innovazione, la robotica, la terapia genica ha bisogno di strutture e tecnologie completamente innovative, mentre c'è tutto un grande spazio che è lo spazio del quotidiano, che è lo spazio del paziente fragile, che è lo spazio della piccola e media chirurgia, che ha un suo ruolo anche vista all'interno della città, liberando spazi magari per migliori parcheggi, essendo vicina logisticamente a un tram, la possibilità per i pazienti della città di afferire. Quindi cercare di tenere insieme l'evoluzione, il futuro, la tecnologia, la ricerca, l'innovazione, e tenere insieme con
le necessità sociali, quindi il fatto di non depauperare. Abbiamo visto in tante città che svuotare un'area completamente del suo ospedale vuol dire anche creare un buco nero, per cui alcune preoccupazioni della politica del buco nero avevano un senso, però certamente sappiamo anche che molti di questi palazzi vecchi sono tecnologicamente obsoleti, ristrutturarli avrebbero dei costi eccessivi. Voi ci lavorate dentro tutti i giorni, no? Con grandi sofferenze, con grandi sofferenze. Peraltro la parte nuova dell'ospedale Giustinianeo, quello fatto negli anni 50, non è neanche antisismica, perché allora certe accortezze non si... Ma il Giustinianeo è staticamente a posto, il policlinico ormai è assolutamente antisismico, perché dietro quella griglia che si vede a volte nelle immagini c'è un'intelaiatura d'acciaio che va sotto fino a 20 metri sottoterra, che rende il policlinico in questo momento e per i prossimi 100 anni assolutamente antisismico, a norma, eccetera. Bene. Ed è questo una delle scelte anche del gruppo di lavoro, di dire non ha senso, vede dietro quella griglia grigia che si vede sulla parete, quella griglia nasconde in realtà un'intelaiatura di travi proprio fatta a reticolo, fissate al muro e fissate per terra, che rendono il policlinico assolutamente antisismico. Bellissimo. E quindi da questo punto di vista anche nello studio c'è stata proprio l'attenzione a dire non sprechiamo le risorse già investite. Certo. Il blocco verticale sono una serie di sale operatorie e rianimazioni, sale che quelle dove progressivamente opera il professor Cillo, opero io, opera l'Otorino, la nuova rianimazione che sarà aperta tra poco, il robot installato recentemente di nuova generazione, per cui queste cose dovevano, anche secondo noi, essere comunque preservate e riutilizzate secondo una visione, come diceva Umberto, di mettere insieme il nuovo, il vecchio, il futuro, e quindi qui l'università, quando ha voluto dire due strutture assolutamente sinergiche per un unico polo della salute, perché il vero errore che ci potrebbe essere, e che credo che sia stato capito, è creare due ospedali. Questo è l'errore. Quindi avere delle sovrapposizioni, quindi di avere si sovrappongono, si fanno dissinergie di scala economiche, eccetera. Mentre vedere un'unica direzione generale, un unico ospedale, che poi possa essere dislocato in uno o più poli, che poi si possa pensare che adesso si farà la nuova pediatria, vorrà dire che viene fuori nella zona di Giustinianeo tutto il materno infantile, come a Firenze c'è il Meyer, come a Genova c'è il Gaslini, quindi una visione diversa, perché forse secondo alcuni la scuola di medicina poteva aver senso che restasse più unitaria, ma in realtà non sono 2 chilometri di distanza, le nuove tecnologie, il progetto prevede anche proprio delle collegamenti dedicati, però se uno guarda adesso le tecnologie 5G, le tecnologie telematiche, il robot che si controlla a distanza, la delocalizzazione, c'è una grossa attenzione che ha fatto il gruppo di lavoro anche sulle nuove tecnologie, l'informatica, i big data. Dopo vedremo che questa, possiamo proprio dedicare uno spazio a quella che è la medicina del futuro, il fatto di poter operare anche magari a distanza con questa tecnologia. Ma tornando a quello che è il progetto o la proposta, chiamiamola così, c'è un unico pronto soccorso che viene localizzato ancora al Giustinianeo, al Policlinico, no? Ma a proposito di questo, allora, che ci fosse necessità di un nuovo progetto di polo della salute, questo è, insomma, anche a proposito di pronto soccorso,
noi vediamo, no, tutte le tragedie che esistono in pronto soccorso, quindi è il centro dove poi arrivano magari le emergenze. Mettiamo un terremoto, le persone devono arrivare in un luogo sicuro. Bene, il pronto soccorso e l'azienda ospedaliera non è sicuro, perché non è antisismico, questo l'hanno certificato i professionisti che hanno fatto le analisi, non è antisismico. E ci vogliono milioni di euro per renderlo tale, però attualmente noi siamo indietro di 50 anni rispetto a, quindi che ci sia un nuovo progetto, questo è fondamentale. Però partiamo da qui, cioè ancora rispetto per esempio al monoblocco costruito negli anni 60 quando è stato fatto, ma rispetto anche il Giustinianeo in gran parte è antisismico, cioè conserva ancora una sicurezza ed è stato fatto 300 anni fa. E ha subito vari terremoti. E ha subito vari terremoti, voglio dire. Collaudato nel questa tempo. è la realtà in cui ci muoviamo. Poi mi piace quando si dice che effettivamente è stato chiesto ai professionisti, no, di redigere questo progetto. Però io rammento solo una cosa, e non è con spirito polemico, assolutamente, perché io sono uno che si spende per il nuovo e per la progettazione. Però ricordiamoci che questa si chiama ancora azienda ospedaliera universitaria, dove gli ospedalieri sono circa 800 e 300-350 gli universitari, ma nessuno ha chiesto agli ospedalieri di partecipare alla progettazione, eppure l'assistenza è una delle, come dire, pilastri fondamentali del nuovo polo della salute, non è solo la ricerca e la didattica. La persona al centro è bellissimo, perché mi ricorda i santini elettorali, no? Cioè, in politica si dice la persona al centro, se vai a vedere i piani sociosanitari si dice la persona al centro, il polo della salute la persona al centro, è l'intenzione. Però a volte, come si dice, l'inferno è lastricato di buone intenzioni. Poi vai a vedere, e parto dall'esistente, non del dover essere perché ancora non c'è e ancora non capisco un po' tante cose, però poi vedi che invece al centro purtroppo esiste l'organizzazione. E a volte la persona, non sempre, quasi diventa, come dire, un peso. Perché è così, oggi almeno è così. Basta parlare con moltissimi pazienti, no? I servizi che noi offriamo. Certo, lo sforzo è quello di mettere al centro la persona. Effettivamente è stato fatto uno sforzo di molta fantasia, perché pensare a oggi che noi soffriamo, perché si parla effettivamente di strutture, si parla di futuro, di innovazione, ma oggi noi stiamo soffrendo un discorso molto importante di cui nessuno veramente parla, che è l'organico del personale medico soprattutto. Noi stiamo lavorando in deficit di organico, certo, che è una cosa vergognosa. Ricordiamo che oggi doveva essere tra l'altro la giornata dello sciopero, no? Dei medici si farà più avanti, ospedalieri, ci che farete il 23, sarà sicuramente no? più avanti, ma poi sa, quando scioperano i medici ospedalieri, poi dopo vai a vedere con l'obbligo di essere presenti, poi siamo in più rispetto a... Cosa succede? C'è una magia, anche con una riduzione dell'organico si riesce in qualche modo a funzionare. Dove sta il trucco? Il trucco sta nel senso che tu fai molte ore in più, arrivi a fare anche 12 ore al giorno, utilizzi gli specializzanti per, insomma, come se fossero gli strutturati, per cui ti coprono, perché se non ci fossero gli specializzanti chiuderebbe tutto, almeno in aziende ospedaliere universitarie è così, e non fai andare in ferie le persone. Ecco, questo è il trucco di cui nessuno però parla. Ma noi stiamo veramente facendo dei danni al nostro futuro. Ora il fatto di pensare a 1800 posti letto, quindi posti letto in più rispetto a quelli che attualmente ci sono, su due... Quanti ce ne sono adesso? Quanti ne tiene? Sono 1200-1300 adesso. Tra Sant'Antonio e... Non Sant'Antonio, tutta l'azienda ospedaliera, perché Sant'Antonio ancora non si parla. Non sappiamo il Sant'Antonio che cosa globale succederà. della disponibilità di posti letto a Padova è intorno ai 1800.
quindi rimarrebbe sostanzialmente la invariata. stessa. No, adesso Viene attualmente ridistribuita sono di nelle- meno, e quelli distribuiti dell'azienda equamente ospedaliera sono di meno. e distribuiti equamente tra Dell'azienda i due. dell'azienda ospedaliera No, ma sono di meno. la cosa innovativa che va rimarcata è che qui davvero una riorganizzazione della sanità della città, per cui non si parlerà più di La cosa che diceva Bruscio è anche espressione del fatto che noi viviamo una dispersione enorme. Ci sono 20 piastre operatorie, 15 piastre radiologiche, le diverse piastre endoscopiche. Questo richiede una necessità di personale di 10 volte, perché invece di ottimizzare tutto in un'unica area funzionale in cui basta per esempio un turno infermieristico anziché 5, ed ecco che il personale immediatamente diventa insufficiente. Però un paio di cose rispetto a quello che dicevano i colleghi: questo è davvero un documento che va letto, che non va raccontato, bisogna andare dentro. È molto facile perché è stato pensato in maniera divulgativa, e va letto nel dettaglio, perché quello che si è pensato ancora prima di pensare alle grandi innovazioni, la robotica, i giga eccetera, è stato di pensare una nuova organizzazione sanitaria che venisse incontro ai deficit di personale, a inefficienze, per esempio ponendo la persona al centro. Come? Eliminando il concetto di medicina, chirurgia, malattie infettive, ortopedia. Ci sono delle grandi aree funzionali, ci sono dei grandi letti, così è stato pensato, quello è il documento, se ci date un'occhiata, delle grandi aree funzionali in cui ci sono i posti letto che hanno caratteristiche di intensità di cura diverse, la terapia intensiva, la semi-intensiva, la lungodegenza, eccetera, e intorno non ci sono più gli internisti, ci sono tutti i professionisti intorno che agiscono in quella struttura intorno al paziente. Ecco perché il sottotitolo della persona è tutta l'organizzazione che è ripensata, e intorno all'organizzazione si è pensato di costruire gli edifici, di immaginare gli edifici del futuro. Quindi è qualcosa di davvero rivoluzionario. Ecco, se la regia magari ci dà questa immagine, ecco, eccola qua, ce la mandano a tutto schermo anche per i telespettatori. Diciamo, questa è come l'avete pensato, diciamo, sì, come poi non sarà così, sì, certo, queste sono soltanto le relazioni funzionali. Ma tanto per descriverlo, per dare un'idea, c'è una grande piastra unica, vedete quello no, se torniamo indietro un pochino, eccolo qua. Questo cerchio al centro, una piastra funzionale dove ci sono due grandi piastre operatorie, 35, 40 sale operatorie in due, più tutta la piastra intensivistica, cioè le terapie intensive, tutte in un'unica collocazione. Quindi efficienza nei turni, efficienza nella disponibilità di personale medico, e insieme la piastra radiologica, un'unica radiologia per tutto il polo, diciamo, di San Lazzaro. Quello nuovo che sarebbe, questo che viene ipotizzato qua. E intorno 5 moduli funzionali che si chiamano assistenza, didattica e ricerca, perché lo sforzo di immaginazione è stato di mettere insieme quello che noi facciamo tutti i giorni, l'assistenza, ma anche la didattica e anche la ricerca. Perché non è possibile che il laboratorista stia in un altro palazzo, perché è da lì che nasce l'idea, da lì che nasce il vantaggio per il paziente. Domani ci sarà una medicina personalizzata, tu verrai dentro con un problema, con un tumore, e avrai il tuo farmaco sulla base di analisi di laboratorio che sono fatte sulla tua persona, la tua identità, il tuo codice genetico, che ti permetterà di costruire su di te una terapia personalizzata. È importantissimo che i laboratori, la didattica, perché è funzionale a far girare tutto questo, e l'assistenza siano insieme. Non è soltanto, come dire, una questione accademica. Didattica che sarà sia nella parte a San Lazzaro che a Giustiniano Neo. È assolutamente bilanciato. E l'altro grande commitment, cioè l'altro grande impegno, era di non svalutare l'area del Giustinianeo, cioè di non mettere nell'area del Giustinianeo delle specialità secondarie. L'area del Giustinianeo è diventata centralissima, diventerà sempre più centrale, perché c'è l'unico pronto soccorso con accesso, come si diceva, al pubblico. Attenzione che l'area di emergenza è anche a San Lazzaro. Quindi ci sarà la possibilità poi che i pazienti arrivino al pronto più soccorso. gravi, cioè in ambulanza o in elicottero, arriveranno a San Lazzaro, perché le tecnologie saranno dedicate a quel tipo di accoglienza. I disastri, i recovery disaster, i grandi arriveranno a San Lazzaro,
ma tutte le afferenze di chi avrà bisogno del pronto soccorso saranno dedicate a Giustinianeo, quindi il cittadino padovano troverà lì dove storicamente ha trovato, cioè dove la ha sua sempre prima trovato, assistenza. insomma, certo. Poi saranno i clinici a decidere dove la collocazione migliore, appunto in queste scale di gravità di assistenza. Se posso aggiungere due cose. Una è condividiamo tutti la preoccupazione di Avruscio, cioè dobbiamo arrivare al nuovo avendo le risorse umane e organizzative per continuare ad essere al meglio, quindi è fuori di discussione che in questo momento la carenza di anestesisti, la carenza di risorse, cioè non può essere scotomizzato una serie di problematiche del quotidiano pensando al futuro. Quindi noi dobbiamo arrivare al nuovo, al polo, all'ottimale, ma sapendo che ci sono davanti anni in cui dobbiamo garantire un'assistenza di qualità, dobbiamo continuare a formare i nostri giovani, dobbiamo continuare a formare i medici nel massimo delle cose. E la seconda cosa invece vorrei sottolineare di nuovo, oggi un paziente con un tumore dello stomaco va in gastroenterologia, fanno la diagnosi, ti chiamano, vieni a farmi la consulenza, lo vai a vedere, va bene, dopodomani lo trasferiamo da noi se c'è il posto, poi ma forse è meglio fare l'oncologia, allora chiama gli oncologi, vai allo IOV, ma forse prima bisogna fargli la PET, la PET torna in radiologia di qua. Il concetto che è stato alla base di questo studio è l'evoluzione moderna della medicina, è il paziente che sta fermo in certe aree e il paziente entra, viene preso in carico per un problema più o meno personalizzato, ma dopodiché è prima medico, poi chirurgico, poi oncologico, poi riabilitativo. Da questo punto di vista lo sforzo, è stato uno sforzo anche culturale di fantasia, è che tutta la sanità padovana, quindi le competenze dello IOV attuale, Busonera, le competenze del Sant'Antonio oggi, le competenze del Policlinico eccetera, devono essere riviste e riorganizzate all'interno di questi due poli per dare il massimo del risultato, il che vuol dire che è stato ragionato sui 1800 letti che sono oggi Sant'Antonio più azienda più IOV eccetera, perché può darsi che abbia più senso dividere, per esempio oggi c'è un grossissimo problema che sono gli oncologici lungo sopravviventi, cioè le persone che devono essere controllate dopo 5, 6, 7 anni, sono sostanzialmente sane, stanno sostanzialmente bene, sì, ma vanno monitorate, che non possono entrare nello stesso ambulatorio dove quotidianamente stai facendo l'oncologia di attacco, la chemioterapia di prima linea, il paziente compromesso, perché hanno bisogno di due percorsi diversi. E allora da questo punto di vista una parte dell'oncologia padovana ha senso che magari stia nell'area del Giustinianeo, dove possono esserci i poliambulatori, i lungo sopravviventi, gli screening, cioè tutto quello che va per la quotidianità, mentre l'oncologia della chemioterapia, della radioterapia, delle cure innovative, dell'immunoterapia va nel nuovo polo e il paziente sta fermo. Quindi, come diceva Umberto, sapete oggi che al primo piano, al terzo piano, al quarto piano, al quinto piano, al sesto piano del policlinico ci sono 4 sale operatorie per piano. Voglio dire 4 caposale, vogliono dire gli anestesisti che devono stare bloccati. Se noi, come il San Raffaele piuttosto che i policlinici moderni, quelle 20 sale operatorie le avessimo in un unico piano, non devo aspettare la mia sala operatoria, io finisco il mio intervento, la sala operatoria è lavata e pulita, entra in sala operatoria chi ne ha bisogno, vuol dire razionalizzare costi, razionalizzare risorse umane. L'anestesista sta dalle 8 alle 20 o dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 20 e il chirurgo entra nella sala operatoria libera, non nella sua sala. Sono proprio delle evoluzioni culturali che forse
la mia generazione incomincia a vedere, la nuova generazione ne è molto più abituata, quelli che verranno dopo di noi ancora avranno un ambiente organizzativo completamente nuovo, per cui questo sforzo non è stato solo i due poli, come diceva Umberto, non è un problema di due muri, di due palazzi, per cui prima arriva l'architetto, costruisce il palazzo, è più bello, lungo, alto, basso, ma abbiamo cercato di dire, attraverso tra l'altro sono studi, sono cose abbastanza note, sono evoluzioni che ci sono in giro per il mondo, cercare di immaginare come sarà la sanità tra 10 anni in maniera tale da pensare dei muri per quella sanità, non i muri della sanità di oggi. È molto difficile da far pensare che non ci sarà più la clinica chirurgica, la gastroenterologia, perché ci saranno le competenze della clinica chirurgica, le competenze della gastroenterologia in un ambiente solo separato dalla complessità delle cure. Quindi bisogna adattare l'architettura a quelle che sono effettivamente le esigenze funzionali di una medicina che ancora forse adesso si intuisce ma non c'è, perché se noi pensiamo che questa struttura doveva essere realizzata tra 20 anni bisogna avere l'intuizione di capire dove sta andando la città. Prego. È molto interessante e molto giusto quello che dice. Abbiamo lasciato una torre vuota. Sì, l'ho vista. Sì. La torre è proprio pensata perché noi non siamo in grado di vedere con la velocità con cui stiamo vedendo i cambiamenti nella medicina di oggi, tra 20 anni cosa ci sarà? Ci sarà bisogno di uno spazio funzionale da poter allestire a seconda di quali saranno le necessità. Cioè una struttura flessibile che consenta di accettare anche le modifiche e le evoluzioni della medicina che oggi si possono immaginare, intuire, sperare, ma naturalmente poi a livello organizzativo nei prossimi anni non si saprà esattamente quali saranno, però lo sforzo è questo. Ecco, la preparazione dei nuovi studenti che dovranno poi interpretare una medicina più avanzata, c'è la volontà da parte dell'università di metterli già in competizione e a livello di poter apprendere la medicina del futuro e soprattutto l'integrazione degli specializzandi all'interno della struttura si può incrementare e non lasciare a livello marginale e quindi coinvolgere maggiormente, perché io penso che un laureato, per carità, gli manca tutta l'esperienza, che è la cosa fondamentale in medicina, bisogna sapere, ma bisogna saper fare anche. Ecco, questa cosa qui non si può incrementare questo fattore di integrazione del specializzando. Ma lo diceva Ruscio, oggi non dobbiamo più guardare lo specializzando come forza lavoro, no? Perché che sia uno strutturato in più pagato un po' meno, questa è una cosa che non va bene, invece lo specializzando bisogna dare formazione. In quel progetto lì c'è davvero tantissimo di didattica, il fatto che le unità, quei moduli che vedete, siano costruiti con elementi di didattica all'interno, significa concretamente che gli specializzandi, ma anche gli studenti, che sono già dentro, avranno la possibilità di fare il giro nel reparto e dopo un minuto passare nella stanza a fianco ed avere la realtà virtuale, la simulazione robotica, la possibilità di una connessione virtuale con le sale operatorie di qualche altro centro, senza dover andare nell'aula di didattica da un'altra parte. E questo è fondamentale, perché purtroppo noi viviamo anche di ritagli di attività, perché l'assistenza assorbe terribilmente, e avere mezz'ora, un quarto d'ora per poter fare una simulazione ad un simulatore di laparoscopia è tempo che tu puoi recuperare, ma se ce l'hai subito a disposizione. E tra l'altro hai il tutor che altrettanto è lì vicino, proprio perché sta finendo la propria assistenza oppure ha finito di fare il giro in laboratorio per coordinare la ricerca. Ecco perché i moduli devono essere di didattica, assistenza e ricerca. Cioè questa contiguità spaziale non è soltanto un gioco accademico, è davvero qualcosa che potenzierà la medicina del futuro in maniera straordinaria. Credo che sia davvero un punto fondamentale. Un altro fattore positivo di una struttura all'avanguardia futuristica, diciamo,
non può essere anche un punto di attrazione per le eccellenze a livello mondiale? Assolutamente sì. Sì, questo ripeto, noi siamo indietro su questo, insomma, almeno da 50 anni, con questi modelli che nel mondo invece sono già attuali. Io mi permetto di stare con i piedi per terra. La realtà qual è? Ci sono voluti 20 anni per definire dove costruire l'ospedale di Padova. Correggetemi se sbaglio. Sono passati 3 o 4 amministrazioni comunali. 20 è il numero giusto. Voglio dire, per dire soltanto dov'è che lo costruiamo questo ospedale. Quindi questa è la realtà, diciamo, cioè io non ho la navicella per cui io singolarmente posso dire faccio questo. L'università ha fatto un progetto, ricordiamoci che la programmazione sanitaria è in capo alla regione del Veneto, quindi poi la regione del Veneto che deve poi definire cosa ci sta effettivamente dentro una cosa o un'altra. Per esempio leggevo, perché non ho avuto questo bellissimo opuscolo, però leggevo sui giornali che per esempio il centro Gallucci rimane a Giustinianeo. No, fisicamente. No. È il centro Gallucci struttura, ecco, perché poi riutilizzata, reimpiegata. Perché poi bisogna vedere appunto che cosa ci sta dentro una cosa, un'altra. Come collegare i due, perché sentivo parlare di people mover, no? Quindi se noi pensiamo a teleferico, una metro, c'è una cosa da basso, eccetera, ancora è tutto, no, diciamo una navicella spaziale, intanto poi bisogna vedere in che cosa consisterà. Quanti soldi, milioni o qualche miliardo che ci vuole per rifare tutto quanto così? Queste sono cose concrete che ancora non c'è dato di sapere, ma soprattutto io vorrei ancora porre l'accento su questo discorso che è l'attuale, però non c'è un progetto futuro su quello che sto dicendo. Noi stiamo andando in pensione perché gli ospedali, gli ospedalieri e anche gli universitari in pratica siamo tutti ultra cinquantenni, per cui insomma non mancherà molto. Ma se noi non abbiamo del personale a cui noi possiamo trasmettere il nostro know-how, che almeno sia a livello didattico ma assistenziale qualcosa abbiamo imparato in tutti questi anni, e non riusciamo a trasmetterlo, che poi dopo dei bellissimi edifici, ma non ho le persone, per cui poi la gente viene non perché ha solamente il brand, perché insomma se vengono in azienda ospedaliera per quello che è oggi l'azienda ospedaliera di Padova è perché insomma ha una sua qualità, no? Se vengono da tutte le parti d'Italia. Perché? Perché esistono dei medici, dei chirurghi che effettivamente insomma sono capaci. Ma se io non ho la possibilità poi dopo non solo di insegnare a persone che poi vanno in giro per il mondo, ma che possono rimanere a fare scuola, a rimanere nei nostri reparti, cosa succederà? Che magari possiamo andare all'estero, poi dopo andare in Austria, in Germania, essere curati da medici italiani formati a Padova. Allora, voglio dire, esiste un progetto per il personale medico? No. Finché non esiste questo, io onestamente queste cose mi piacciono, è bello pensarci, a vedere come realizzarlo, però insomma qualche dubbio io ce l'ho, proprio per quello che è la storia e il presente di Padova. Io aspetto delle risposte da parte della regione, da parte di chi poi dopo deve anche guardare l'economia, per vedere effettivamente le strutture come funzioneranno. È per quello che noi presentiamo questo progetto. Perché i telespettatori devono sapere che cosa si può fare, cosa si potrebbe fare. Allora nel momento in cui poi la politica dovesse tirare il freno a mano, allora il cittadino può valutare. Se posso fare una notazione politica diciamo da accademica, uno dei motivi per cui il rettore in prima persona ha convocato e ha creato questo gruppo di lavoro e l'ha fatto lavorare, come diceva Umberto, pancia a terra, nel senso che dai 13 di agosto si è firmato l'accordo quadro. Il ricordo benissimo perché il rettore mi ha telefonato che ero in vacanza e mi ha detto: senti, avrei pensato a questo gruppo di lavoro, lascerai fuori voi
rappresentanti del Senato, eccetera, perché penso che ci sia bisogno di un gruppo molto più ampio, molto più grosso, molto più eccetera, e nel giro di 2 mesi hanno fatto 12 riunioni, più il lavoro notturno, festivo, eccetera. Ma è stato la voglia dell'università di cogliere la sfida. Cioè quello che dice Avruscio è vero, è la quotidianità, eccetera, ma qui l'università ha voluto cogliere la sfida da rilanciare. Il comune l'ha già colta perché ha già fatto la delibera ed è d'accordo. A questo punto si voleva proprio dire, bene, ci sono tutte queste problematiche, ci sono queste perplessità, ci sono questi problemi, perché ci sono, ma cogliamo la sfida, proviamo a guardare avanti, proviamo a lanciare il cuore oltre l'ostacolo, tutti consapevoli dei problemi, e dobbiamo sempre ricordarci che io sono stato a Pasqua allo Sloan Kettering Memorial Hospital a New York, che è uno dei 2 grandissimi centri di oncologia. Su 12 clinical fellow 2 erano ragazzi di Padova, certo. E tutti e 2 usciti convenzione d'onore. Noi continuiamo a formare dei chirurghi, dei medici, degli oncologi, degli internisti al top. Sì, ma non solo. Sottolineiamo il costo per arrivare a far diventare bravo un allievo, condurlo. Abbiamo investito, lo Stato investe nell'eccellenza e poi improvvisamente se ne va fuori. No, perché ce li riportiamo a Padova tutti e 2. Ecco, quello è una buona ce li riportiamo a Padova tutti e 2 perché li abbiamo già fatti ritornare. Ecco, bisogna vedere se poi vogliono ritornare. Scusi. Bisogna vedere se poi vogliono ritornare, perché qui poi si apre un altro ampio discorso, se posso farlo. Allora, io insisto sul fatto che all'azienda ospedaliera universitaria molti ospedalieri, che però appunto non sono chiamati a programmare, sono chiamati però a lavorare sull'assistenza. Ebbene, noi siamo gli unici dipendenti pubblici di un ente pubblico del sistema sanitario nazionale, perché tutte le altre figure che lavorano col sistema sanitario nazionale sono liberi professionisti che vendono la loro opera, per esempio i medici di medicina generale, che si fanno anche la loro università, nel senso che 3 anni di medicina generale per fare il medico di medicina generale. Uno specialista in medicina interna non può fare il medico di medicina generale, forse questo non lo sapevate, no. Ma è così. C'è una scuola che fanno i medici di medicina generale di 3 anni perché un medico di medicina generale possa fare questo lavoro. Se uno è specialista in medicina interna, quindi ha fatto altri 6 anni rispetto ai 6 anni di medicina, quindi ha raddoppiato, non può con questo titolo fare il medico di medicina generale. Ci sono i pediatri di libera scelta che sono liberi professionisti, gli specialisti ambulatoriali esterni, anche il personale universitario è convenzionato col sistema sanitario nazionale, non è dipendente del sistema sanitario nazionale. Allora questo che cosa comporta? Comporta una serie di cose, insomma, perché noi come dipendenti siamo chiusi in questa scatola, appunto, come dire, dobbiamo lavorare molte ore in più, dobbiamo fare le guardie il sabato, la domenica, eccetera, rispetto ad altri colleghi che invece quando trovano il problema mandano, perché poi noi risolviamo i casi più complicati, bisogna dirlo. Certo. Allora, nel momento in cui io faccio riflettere su questo, voi sapete che ci sono stati 6 pediatri ospedalieri dell'ospedale di Campo San Chievo che si sono licenziati in tronco, compreso il direttore. Perché? Ce lo chiediamo perché. Allora, sono 10 anni che non si rinnova il contratto dei medici ospedalieri, ecco per questo poi si fa, ma ripeto, il nostro sciopero è uno sciopero tanto perché poi si lavora lo stesso. Rispetto ad altri colleghi che effettivamente è valorizzato molto di più il loro lavoro, perché a livello stipendiale guadagnano molto di più anche di un universitario o di un ospedaliero che risolve i casi più complicati, e ci tengo a dirlo, Pasqua, Natale, Epifania in corsia, e domenica, sabato di guardia, mentre altri colleghi invece quando c'è il problema mandano sempre al pronto soccorso o in ospedale. Allora, se le cose stanno così
e non è valorizzato la figura dell'ospedaliero. Mi dite chi troviamo noi di specialista che poi vuole venire a lavorare con l'avvocato dietro la porta che insomma sappiamo poi dopo come funziona. Certo. Ecco perché a fianco a una progettazione di un futuro, di un'innovazione che è meraviglioso, tipo Star Trek, e mi piace. Star Trek ci deve essere, dice, anche un'evoluzione. Deve esserci una politica anche dell'organico del personale medico e universitario, altrimenti non se ne fa nulla, rimane un bellissimo progetto, però poi è privo di contenuto. Dico l'ultima cosa anch'io, se posso. Prego. Su questo, perché c'è troppo una filosofia un po' calcistica ultimamente, che è quella di chiamare i Ronaldo dall'estero. Ma qui il nostro obiettivo è esattamente l'opposto, è di dare la possibilità ai nostri giovani di crescere eccellenze qui da noi e dare la possibilità alle eccellenze che ci sono, e ce ne sono tante, di essere valorizzate in questo sistema, perché chi di noi non è valorizzato rischia di andare all'estero. Allora davvero non dobbiamo comportarci in maniera esattamente opposta a quanto si fa nel calcio. I ragazzi bisogna crescerli qui, bisogna fare le primavere qui, e gli ambienti in cui i ragazzi crescono sono fondamentali. Fare i concorsi qua, insomma. Io dico che questo progetto dimostra come l'università, almeno chi ci ha lavorato, ha messo davvero il cuore, ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo, per dire che c'è la possibilità di fare cose importanti, è alla nostra portata, è stato fatto anche un computo dei costi abbastanza realistico e non sono insostenibili, sia per quanto riguarda il paper mover che per quanto riguarda l'opera in generale. Adesso è difficile, e io certo non voglio entrare negli aspetti economici perché non è nelle mie cifre, però non si va molto lontani dalle previsioni che sono state fatte, e molto dipenderà anche da come si sceglierà di farlo, in project financing oppure con finanziamento pubblico importante. Questo è un tema fondamentale, perché certo, dipenderà dai soldi, tempi, poi perché project financing ti permetterà di averlo in tempi brevi, diciamo 4, 5, 6 anni. Il finanziamento pubblico richiederà probabilmente 10 anni, forse qualcosa in più, e anche qui bisognerà fare una riflessione molto importante. Meridiano, cosa dice lei? Però io dico l'ultima cosa, che io da ragazzo sarebbe piaciuto crescere in una struttura così, e mi sarebbe potuto crescere e come dire, fare carriera in una struttura. Anche a me. Comunque, per dare per rompere un po' questa storia dei soldi, ammettiamo che costi 1 miliardo di euro, che è una cifra che tutti considerano il massimo del massimo. Costerà Perché meno, poi costerà meno. no, ho detto, ammettiamo che costi 1 miliardo di euro, comprese le attrezzature, tutto. Se io oggi andassi in banca a prendere un mutuo ventennale, sono 50 milioni di euro all'anno. 50 milioni di euro all'anno sul bilancio di 8 miliardi di euro della sanità regionale è insostenibile? No, ma quanto costa mantenere Giustina Neo, perché ha bisogno di interventi? Quanti milioni costa l'anno? Adesso bisogna vedere il fondo soccorso per renderlo adesismico. Ci sta costando intorno ai 30-40. Quindi praticamente... È per questo che è di nuovo una foglia di fico da cancellare, questa del costo, perché questo costo, che non sono 1 miliardo, ma ho fatto il miliardo perché è il conto tondo, no? 50 milioni per 20 anni fa esattamente 1 miliardo, e 1 miliardo è un costo enorme. Ristrutturiamo quello che manca, diamo il parco delle mura, sistemiamo tutta una serie di cose, quindi non è insostenibile su un bilancio della sanità da 8 miliardi e mezzo all'anno, ed è tra l'altro quello che la regione stanzia ogni anno per la manutenzione del vecchio policlinico, quindi non sono convinto di questo problema. Mentre ha ragione Abruscio, bisogna fare un enorme investimento non tra 10 anni ma da oggi sugli uomini, perché questo sì è un grosso problema, perché molti reparti sono in sofferenza, perché i nostri giovani possono, perché noi dobbiamo arrivare tra 10 anni, se ci sarà l'operazione, con il cuore, il corpo, la mente, cioè le persone in perfetta efficienza. E le tecnologie, perché abbiamo bisogno di tecnologie trasferibili oggi. Cioè le grandi macchine devono essere comprate oggi, poi le trasferiremo nel nuovo polo,
ma noi abbiamo bisogno oggi, non è che siamo in stand-by fino ai 10 anni, quindi anche questa quindi la programmazione degli acquisti di questa fase sarà molto delicata. Intanto si sta spendendo su questo, perché c'è sull'area giustinianeo, non è che si sta fermi, insomma, la nuova pediatria che sta nascendo, la ristrutturazione per il pronto soccorso bisognerà renderlo sismico e così tutte le altre. Però di buono c'è che tutti gli interventi che si stanno facendo adesso sono serviranno inseriti poi, funzionalmente in questo progetto, cioè verranno buoni, si terrà tutto ciò che è funzionalmente operativo oggi, per esempio il policlinico, perché è stato messo in sicurezza sismica, verrà tenuto, mentre le cose che non sono, come dire, in sicurezza o che non sono efficienti verranno dismesse, e questo è molto importante, cioè si è pensato anche a questa evoluzione e conservazione delle cose davvero utili che sono ancora presenti. Quello che sottolineo è un percorso meritevole e remunerativo, non solo, anche che gratifichi i giovani che entrano nell'ospedale, che non abbia, io ricordo nei tempi passati, oggi non sono informato di questo, dove per arrivare ad avere una posizione meritevole passavano decenni, quindi molta gente è vissuta sotto il primario o sotto il capo reparto. È cambiato completamente. Ecco, penso che ci vorrebbero percorsi che svincolano questa sorta di scala. Ormai è cambiato completamente. È già molto diverso. Ma soprattutto in un ospedale come avete descritto voi, questo è necessario, perché il coinvolgimento e il patriottismo clinico, diciamo, certo. Sa che si sta parlando. Scusami, Marluccio, se posso fare un'ultima notazione, perché pochissimi ci hanno pensato, anche se il gruppo di lavoro l'ha fatto. Padova è il secondo distretto elettromedicale d'Italia. Cioè ci dimentichiamo che nella provincia di Padova la produzione di strumenti elettromedicali e di device, eccetera, è una parte importantissima. Ma è di vecchia data, ma c'è tanta innovazione. Le officine Sordina. Le officine Sordina, ma oggi comunque è il secondo distretto dopo quello di Mirandola. Voi pensate che cosa vuol dire per lo sviluppo di quella l'indotto del territorio, di una struttura. Un punto essenziale, perché quel miliardo di cui parlavi, messo in un contesto di indotto, di immagine della città, di capacità di attrazione per la città, tutto l'indotto alberghiero, quello dell'ospitalità, quello dell'indotto creato dalle realtà congressuali, accademiche, eccetera. Il richiamo degli studenti che vengono da ma sono 20 anni che non si costruisce nulla, ma è economia solida per la città. Credo ci voglia una mobilitazione cittadina per spingere. Ci vuole un turismo scientifico. Assolutamente. Oggi è il tempo del turismo sanitario. Umberto Cillo non lo dice, sta organizzando, ha avuto il compito di organizzare il congresso europeo della società dei trapianti d'organo. Come presidente, come membro del board, avrebbe potuto portarlo a Padova. Ma le 3.000 persone non hanno un centro, ma le 3.000 persone che girano per una settimana per questa cosa non sono ospitabili a Padova. Padova è un'occasione straordinaria, anche come mancano le infrastrutture che possano ospitare questa mancanza di alberghi, mancanza di un centro congresso di 3.000 persone, dove lo porti in piedi, dove lo porti? Poi voglio, a proposito sempre personale, sapete che in questi giorni, insomma, anche se pubblicato sul giornale, no, l'idea di eliminare il numero chiuso in medicina. Ma che senso ha? Perché il vero numero chiuso poi dopo a livello delle scuole specialità, perché non si permette poi di fare gli specialisti, quindi che cosa me ne faccio io di un numero chiuso aperto se poi dopo l'imbuto è nelle specialità? Apriamo invece qualche specialista in più che serve, no? Invece di andare, io non so cosa ne pensate voi. Il problema è che fare specializzandi purtroppo costa, quindi è più facile aprire il numero chiuso. Però alla fine certo che ci vorrebbero più specialisti. No, ma sono d'accordo, totalmente d'accordo con te. Forse ci vorrebbe vista l'evoluzione della medicina, qualche specialità in più, perché ci sono tanti settori dove ormai la medicina si è evoluta e invece rimane ancora concentrata e non riesce a svilupparsi.
Bene, bisognerà che torniamo ad occuparci, anzi lo faremo sicuramente, seguiremo il percorso, noi ci auguriamo che sia anche veloce questo percorso del nuovo polo della salute. Ricordiamo ai telespettatori che entro novembre dovrebbe esserci la firma definitiva per il passaggio dell'area del San Lazzaro alla Regione, e dopo sarà la nostra cura ovviamente sollecitare delle risposte. Io ho visto questo bellissimo opuscolo e ringrazio, e soprattutto lodo chi ha avuto l'iniziativa, la rapidità di farlo, e capisco che è un punto di partenza, chiaramente non è un punto definitivo. Allora mi sono permesso di fare alcuni appunti che eventualmente, se avete piacere, ve li posso, che spesso non riguardano la medicina, ma poi la medicina rimane coinvolta, legata in una mancanza di sviluppo, per esempio, che è fondamentale in un ospedale nuovo, la fonte energetica, perché è il problema del futuro. Tra 20 anni l'energia sarà decuplicato, centuplicato come prezzo dell'energia, perché non bisogna inquinare, perché tutta una serie di motivi. Quindi in questa struttura architettonica pensare a una fonte energetica non solo tradizionale solare o eolica, ma anche geotermica, ma anche geotermica, perché quella, essendo vicina ad Abano, interrogare i geologi se riusciamo ad arrivare a una profondità dove lo sfruttamento del sottosuolo, che non costerebbe niente, se fatto bene però, porterebbe a una quantità di energia, non dico infinita, ma insomma che potrebbe essere ed sicuramente, e oggi ancora non si pensa a questo, meno costosa di quella eolica. Sperando di non trovare tombe o resti se posso storici. dire, nella valutazione, nel lavoro che abbiamo fatto, abbiamo definito questo polo della salute come green, perché è indispensabile che sia un green hospital, wise perché deve essere un ospedale saggio, cioè basato sul buonsenso e basato poi sulla persona. Ma a proposito di green, una delle prerequisiti, non può esserci tutto in quel documento, ma abbiamo affrontato questo tema, e una struttura di questa portata deve produrre energia. Certo, Noi saremmo dell'idea di strutturarlo in modo tale da essere in grado di essere provider di energia, e si può fare, oggi si può fare. Grandi strutture di questa portata a livello internazionale sono provider di energia, quindi non soltanto autonomi ma anche produttori. L'architettura predisposta alla produzione energetica. Assolutamente sì. Bene, bene, ma torneremo sicuramente sull'argomento. Ringraziamo il professor Merigliano per essere stato con noi, grazie al professor Cillo, grazie a grazie Abruzzo per essere stato con noi. E noi adesso andiamo in pubblicità, abbiamo però la nostra rubrica Memento, e questa sera la apriremo tornando ad occuparci dei risparmiatori truffati delle banche venete e dei rimborsi che ancora latitano, ma insomma ieri c'è stato un incontro a Roma e sentiremo che cosa è successo. Grazie per essere stati con noi, intanto ai telespettatori, a tra poco.